Una gettata di cemento chiude il Duomo di Chioggia, così il vescovo Adriano Tessarollo dopo il maltempo delle scorse ore con la cattedrale ancora allagata. Polemica a Venezia dopo la diffusione di un video che mostra una gondola con una famiglia di turisti con 2 bimbi a bordo che ha rischiato di rovesciarsi. Scoperti a Murano 2 dipendenti infedeli avevano rubato oggetti in vetro dalla vetreria dove lavoravano i 2, un 38enne e un 34enne, sono stati denunciati per furto e ricettazione. Costretto a vivere su una sedia a rotelle, disabile di spinea in emergenza abitativa, deve chiamare i carabinieri e SUME per liberarsi dall'ascensore sempre guasto. Movimentato arresto di una giovane di Chirignago che viaggiava senza biglietto sul treno Udine-Venezia, il 24enne picchia i poliziotti e viene arrestato. A Jesolo scattano le prime multe per l'ordinanza stop all'alcol nei weekend, 8 le sanzioni comminate dalla polizia locale, 3 multati molti ragazzi veneti. Ecco la maestra che vorrei, così gli ambientalisti chiedono un incontro con la nuova proprietà dell'ex Umberto I ed il comune, sul tavolo le idee per la rivitalizzazione dell'area. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli. Tra i disagi provocati dall'ondata di maltempo del fine settimana ci sono stati ben 2 allagamenti della cattedrale di Chioggia e di fronte al silenzio delle istituzioni scende in campo il vescovo. Sentiamo. Poi la sovrintendenza verrà, mi metteranno in carcere, non so, perché forse anche penale l'intervento, non so cosa dire, però a mali estremi forse qualche volta i rimedi estremi possono essere utili. Una gettata di cemento per eliminare il dislivello della strada che provoca l'allagamento della cattedrale di Santa Maria Assunta ad ogni pioggia sostenuta. Il vescovo di Chioggia è pronto a sfidare la sovrintendenza o chi per essa, se fosse necessario, a sbloccare una situazione che si trascina da un paio d'anni e che nell'ultimo fine settimana ha visto l'acqua entrare per 2 giorni di fila nella principale chiesa cittadina, con tanto di messa annullata per allagamento. Dopo ore passate a liberare la cattedrale dall'acqua con l'aiuto di alcuni volenterosi fedeli, il parroco Don Danilo Marin si è spinto a dire che se va avanti così chiuderà la chiesa, ma ha l'accorato appello dei religiosi perché chi di dovere provveda è per ora caduto nel vuoto. No, non abbiamo ricevuto nessuna risposta, neanche coloro che hanno la manutenzione, perché hanno le chiavi del sistema delle pompe, non si sono fatti assolutamente vivi, non so, è la Veritas, è la SST, è il comune, noi non sappiamo neanche a chi rivolgerci, perché quando chiedi dicono ma no, non sappiamo, non è possibile. I problemi qui sono cominciati quando per combattere l'acqua alta il Consorzio Venezia Nuova ha alzato il livello del corso. La sovrintendenza non ha permesso la realizzazione di un gradino che eliminasse l'inevitabile pendenza che si veniva a creare di fronte alla cattedrale e la chiesa si è ritrovata al centro di un catino. L'unico intervento che ho fatto a suo tempo, quando è cominciata sta storia, direttamente allora c'era Mazzacurati, gli ho detto guarda, qui avete fatto i lavori malfatti, adesso dico comunicheremo sta storia, no, dice mettiamo a posto, e in effetti sono intervenuti e hanno fatto sto sistema che è funzionato fino a 2 anni fa, e adesso da 2 anni ogni tanto capita sta roba, vuol dire che non c'è la manutenzione. Ferme le pompe sono ripresi gli allagamenti, ma al di là dei disagi per i fedeli ci sono anche da considerare i danni che l'ingresso dell'acqua può arrecare ad una cattedrale che risale al 1600. Dall'altra parte della strada, ad esempio, la quattrocentesca chiesetta dei Santi Pietro e Paolo è sempre all'asciutto. Abbiamo messo la pompa, non ci vuole chissà quale, ogni tanto un controllore passa, controlla, vede che funziona, il galleggiante è a posto, si tengono puliti i tombini, basta. Polemica a Venezia dopo la diffusione di un video che mostra una gondola con turisti a bordo in balia del maltempo e del moto ondoso. Il video, ripreso da un passante, è diventato immediatamente virale in rete. Siamo di fronte a Piazza San Marco, è sabato pomeriggio. Il vento impetuoso e il moto ondoso scuotono una gondola con 4 passeggeri a bordo, tra cui 2 bambini. Sotto un cielo plumbeo la gondola ondeggia pericolosamente in balia delle onde.
Inizialmente il gondoliere si aggrappa alla poppa di un'altra imbarcazione ormeggiata. Sono momenti di tensione, qualcuno grida si ribalta. Si ribalta! Con una corda legata al ferro, la gondola viene faticosamente tirata verso lo stazio. Tra la folla che assiste alla scena, dalla riva degli schiavoni, qualcuno accenna ad un timido applauso. Tutto si risolve per il meglio e i passeggeri possono scendere a terra, ma è evidente che il pericolo del navigare in laguna col maltempo non riguarda solo le grandi navi, soprattutto in un periodo che appare sempre più dominato da eventi meteorologici estremi. Le autorità competenti devono intervenire e devono gestire la navigazione del bacino sia per i taxi sia per le gondole. Non si può più lasciare così alla discrezione, considerato che questi eventi atmosferici sono di una violenza spesso e volentieri inaudita. Bisogna un bollettino meteorologico, come in un aeroporto, se c'è brutto tempo per mezz'ora gli aerei non possono più decollare e atterrare. Come Al momento non è prevista questa procedura? Che io sappia no, mi sono informato no, non esiste. Serre e campi allagati dalla pioggia battente che a Cavallino Tre Porti ieri mattina ha superato i 121 mm d'acqua, il doppio del previsto. Stessa sorte è toccata alle campagne chioggiotte, dove le coltivazioni sono state del tutto sommerse dall'acqua. Un temporale che secondo Coldiretti si somma ad una situazione che durante gli ultimi mesi ha messo a dura prova gli agricoltori. A Cavallino Tre Porti è stato necessario l'intervento della Protezione Civile e del Consorzio di Bonifica per far defluire l'acqua. Secondo il direttore di Coldiretti Venezia Giovanni Pasquali si devono fare i conti con una tendenza alla tropicalizzazione che compromette le coltivazioni nei campi con danni ingenti. Ed ora parliamo invece di autonomia. Il presidente veneto Luca Zaia lancia messaggi al governo, bisogna velocizzare l'iter. Intanto a Napoli nasce l'osservatorio delle università sull'autonomia differenziata. Il Movimento 5 Stelle sta scrivendo un nuovo testo per la riforma. La verità la dirà la storia, nel senso che se questo progetto, questo governo decide di non farlo, arriverà qualcuno e lo farà. Come diceva Einstein quando gli hanno chiesto che cos'è l'invenzione, e Einstein ha detto un problema, un giorno arriva qualcuno e risolve il problema. Vedrete che comunque questo percorso già iniziato di autonomia troverà la sua soluzione. Spero la trovi con questo governo, altrimenti serve un fallimento totale. Autonomia, il duello continua. Luca Zaia lancia messaggio al governo, la riforma va affrontata velocemente. La Lega ha già detto con chiarezza che vuole l'approvazione di questo progetto, è rispettoso dei cittadini da nord a sud, porta responsabilità e efficienza ed è sicuramente anche un'occasione per i cittadini del sud per misurare la qualità dei loro amministratori. Intanto oggi a Napoli nasce un osservatorio delle università sul percorso dell'autonomia differenziata. I napoletani vogliono studiare l'autonomia, affacciano un tavolo anche loro sull'autonomia, tanto i risultati li sappiamo già. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle sta scrivendo un nuovo testo sull'autonomia con un criterio diverso di riparto delle risorse e Luigi Di Maio critica la bozza veneta. L'autonomia va fatta, ma va fatta nella misura in cui non danneggia le altre regioni. Per non danneggiare le altre regioni noi dobbiamo cogliere un'occasione storica, che è quella di un'autonomia che ci permetta di fare insieme i livelli essenziali di prestazione, il fondo di perequazione e un investimento straordinario sul sud, perché oggi, per come era progettata questa autonomia, andava a discapito non solo delle regioni del sud ma anche del centro. Spero che il ministro Di Maio e il vice premier Di Maio non voglia screditare addirittura il comitato scientifico di illustri accademici che finora ha lavorato per il Veneto, per la Lombardia, per l'Emilia Romagna, per il progetto. L'autonomia non colpisce il sud, l'autonomia aiuta il sud, l'autonomia non è contro il sud ed è veramente a questo punto sta diventando anche penoso continuare a sentirlo, visto considerato che noi pensiamo invece che la vera era della responsabilità passi attraverso l'autonomia, responsabilità, efficienza, virtuosità e tutto quello che noi conosciamo. Pensare ancora una volta che sia contro il Sud vuol dire non aver capito nulla. Continuiamo ora con la cronaca. Rubavano alla ditta presso cui prestavano servizio in una vetreria di Murano denunciati i due dipendenti infedeli che si erano impossessati di beni per un valore di 14.000 euro.
Dipendenti infedeli in una vetreria di Murano avevano rubato beni e oggetti in vetro per oltre 14.000 euro. I due, un mastro vetraio di 38 anni e il suo complice di 34, con quest'ultimo che ora lavorava come cameriere, entrambi veneziani, sono stati denunciati dai carabinieri per furto e ricettazione dopo essere stati scoperti a cercare di vendere anche online i pezzi sottratti dalla vetreria. Dalle perquisizioni nelle abitazioni dei due sono stati recuperati 77 articoli, tra bicchieri, piatti, vasi e calici in vetro di Murano. Le indagini, avviate dopo i sospetti e la denuncia presentata dai proprietari della vetreria con i militari che hanno sorpreso il 34enne mentre stava per vendere a un ignaro cliente alcuni bicchieri artigianali a 40 euro ciascuno, contro un valore ufficiale di mercato di circa 120 euro. Oggetti ora sottoposti a sequestro. Costretto a vivere su una sede a rotelle, disabile di Spinea in emergenza abitativa, deve chiamare Carabinieri e SUAM per andare dal medico perché l'ascensore è sempre guasto. Questa mattina, come l'ennesima volta, come la settima volta si era rotto l'ascensore, avevo già allertato i carabinieri ieri, ma non sono intervenuti, e questa mattina mi hanno soccorso carabinieri, vigili del fuoco e l'ambulanza. Solo che questa volta non sono stati i vigili del fuoco a portarmi giù, ma bensì l'ambulanza. Non c'è pace per Maurizio Biasutti, disabile 59enne di Spinea. Sul suo viso i solchi dell'afflizione. Oggi ha fatto decisamente brutti pensieri, racconta. Costretto a stare su una sedia a rotelle, vive al terzo piano, ma l'ascensore dello stabile è costantemente rotto. Obbligato ad andare dal medico per le diverse patologie che lo affliggono, ovviamente impossibile per lui prendere le scale. A turno, a porgergli quella mano di aiuto che diversamente non troverebbe nessun altro, dice, gli uomini delle forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale del SUEM. L'ambulanza mi ha portato giù. Avevo l'emergenza perché avevo da fare l'iniezione di morfina, perché ho l'11° intervento alla schiena da fare, purtroppo. In emergenza abitativa ha chiesto ripetutamente all'amministrazione comunale di avere un alloggio al piano terra, case che a Spinea sembra al momento non siano disponibili. Ma io penso che la migliore soluzione sia quella di aver fatto il bando di edilizia pubblica 2019, che è scaduto proprio 2 giorni fa, e là credo che questa volta mi daranno un alloggio al piano terra, ma il comune di Venezia, perché il comune di Spinea è l'unico comune d'Italia che non ha un alloggio adibito o predisposto o assegnato per i diversamente abili. Basta pensare che avevo una moglie con la sclerosi multipla e mi è morta, povera, mi è morta in un alloggio che aveva anche quello le barriere architettoniche. Maurizio, ex dipendente CTV, sulla sedia a rotelle dopo un incidente in moto, ha già subito 13 interventi alla schiena e ora, in attesa dell'ultimo, allo sconforto unisce la forza della disperazione. È un dolore che non riesco neanche più a girarmi dal letto, solo che non pensavo di trovare anche questa mattina l'ascensore rotto, insomma, non è possibile vivere così, non è possibile. Il problema resta per tornare a casa ora? Adesso il problema per tornare a casa bisogna che vada a fare il pranzo in qualche bar in attesa che qualcuno intervenga a ripristinare l'ascensore. E adesso andiamo invece a Jesolo, dove è scattata la linea dura del comune contro chi beve o semplicemente detiene alcolici lungo le strade nei weekend. Pioggia di multe anche salate, tra i sanzionati molti i veneti. Vediamo. A Jesolo, pioggia di multe, è il caso di dire, per il divieto di bere e di detenere alcolici il sabato sera dalle 20 alle 6 del mattino di domenica. Nemmeno la pioggia dell'altro giorno ha infatti fermato la voglia di ubriacarsi per strada. 8 le sanzioni da 200 euro combinate sabato notte dagli agenti della polizia locale. Multati i ragazzi tra i 20 e i 30 anni, tutti sorpresi a passeggiare con in mano bottiglie d'alcolici e superalcolici. Pizzicati un 20enne di Musile a ridosso di Piazza Nember con in mano 2 bottiglie di whisky, quindi un altro 20enne sempre di Musile che aveva con sé una bottiglia di prosecco, e poi un ragazzo di Pianiga, 2 turisti tedeschi di Monaco, 2 ragazze veronesi e una vicentina, multati tra Piazza Mazzini e le vie limitrofe nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le 2:30 del mattino. Controlli anti-alcol nei weekend che continueranno per tutta l'estate. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità.
Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Parliamo ora di un incidente senza gravi conseguenze all'altezza del casello autostradale di Venezia Est. Come vedete da queste immagini, lo scontro ha coinvolto un tir ed un'automobile di Autovie Venete. Il cofano della macchina si è letteralmente incastrato sotto il rimorchio del mezzo pesante. Fortunatamente lo scontro è stato di lieve entità e non ha fatto registrare gravi conseguenze. Movimentato arresto di un giovane di Chirignago che viaggiava senza biglietto sul treno Udine-Venezia. Poteva cavarsela con una semplice multa, invece un 23enne di Chirignago è stato arrestato in flagranza dalla polizia per violenza, minaccia, resistenza, lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazione sulla propria identità personale e falsa dichiarazione sulla propria identità a pubblico ufficiale. Pescato senza biglietto da un controllore sul treno Udine-Venezia, il giovane, gravato da numerosi precedenti, si è rifiutato di dare le proprie generalità, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine nella stazione di Pordenone. In evidente stato di agitazione il ragazzo ha reagito con violenza, tanto che per immobilizzarlo è stato necessario l'utilizzo dello spray in dotazione al personale delle volanti. Nel corso dell'intervento un poliziotto ha riportato una lieve contusione al polso sinistro. Ecco la Mestre che vorrei. Architetti, urbanisti, associazioni e residenti stilano una serie di progetti da proporre alla nuova proprietà Ali per il recupero dell'ex Umberto I. La riqualificazione dell'ex Castelvecchio, un tempo primo insediamento di Mestre, cioè nata 1000 anni prima di Venezia nel 500 a.C. e ora conosciuto come l'area dell'ex ospedale Umberto I, al centro di una nuova idea di progetto del Comitato Bene Comune. Di seguito il dialogo chiesto con l'amministrazione comunale e con la nuova proprietà che di nome fa Francesco Canella, patron della LI. Noi chiediamo che il Comune faccia il suo mestiere, dare le regole. Dare le regole vuol dire per esempio che è cambiato tutto rispetto agli accordi di Orsoni del 2004. Le cubature devono assolutamente essere diminuite, il Marzenego va tutelato e quindi noi abbiamo lì una fascia che va tutelata, ci sono reperti archeologici, il ponte del Castelvecchio, quella zona con i 3 padiglioni storici deve andare in carico, così come è già stato scritto negli accordi, al Comune. Quindi è l'atteso confronto di mister Ali con la città tutta. Tra i chiarimenti chiesti anche quello sulla legge che limiterebbe la presenza di aree commerciali nei centri storici a 2500 metri quadrati. Ali ha 16.000 metri quadrati secondo ciò che era scritto nelle schede dell'asta. 16.000 è come l'Auchan prima dell'ampliamento, cioè è una quantità enorme. Pensiamo che tutte le barche di Coin sono 9.000. Ecco, noi diciamo attenzione, facciamo una cosa che è dentro un centro storico, noi siamo molto felici che dentro i centri storici si rivitalizzi il commercio, perché siamo contrari al fatto che bisogna andare in macchina negli ipermercati, va benissimo, però facciamolo con grano salis, con un po' di intelligenza, anche perché a 1000 metri di distanza hanno già autorizzato addirittura un iperlando. Ambientalisti che chiedono un'edilizia contenuta e sociale. Era già previsto in un progetto di massima che diventasse asilo. Con tutto questo problema dell'asilo a 1000 colori, ecco che lì c'è già la risoluzione del problema. Prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospiti in studio Stefano Pelloni del PD e Sandro Zampese della Lega. Non perdetevi dopo la nostra trasmissione Ring in studio Massimiliano Barison, Veneti Uniti, Gian Antonio D'Are della Lega, Andrea Ferrazzi PD e Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Meteo. Pressione in rinforzo, tempo dunque indeciso, miglioramento rispetto alla diffusa instabilità dello scorso weekend, ma ancora qualche precipitazione sui monti. Sul Veneto tempo in prevalenza buono con ampio soleggiamento e con cielo al massimo poco nuvoloso. Attenzione solamente a qualche residuo temporale sui settori alpini, specie durante le ore pomeridiane, e localmente potrà bagnare anche le aree pianeggianti circostanti. Temperature in ripresa con minime tra 18 e 23 gradi, massime più calde ma decisamente sopportabili tra 28 e 32 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile, con tanto sole ma anche con occasionali rovesci possibili sui rilievi, localmente fin verso le pianure. Temperature in lieve aumento con minime tra 21 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra 28 e 31 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile al mattino, poi avremo temporali frequenti, specie sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 20 e 21 gradi, massime invece sui 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.